40 minuti di attacchi alla porta del Locorotondo, per la verità non sempre carichi della necessaria determinazione, e poi il Matera Sassi mette il primo mattone nella costruzione della prima vittoria interna della stagione. Dal solito Galeano, ancora una volta protagonista di una gara ricca di impegno agonistico e di acume tattico, a Rubino, gran bordata dai 16 metri, pallone sotto la traversa, imprendibile. Non male i padroni di casa fino a quel momento, solo un po' contratti nella manovra, anche preoccupati da un avversario dal gioco frizzante e soprattutto veloce. Non a caso il primo affondo è proprio dei pugliesi, con Iennaro, dopo meno di 2 minuti di gioco. Ce n'è per stare sul chi vive, per riprendere le misure ai rossoblu ospiti. Operazione affidata a Galeano, dal cui piede arriva al settimo la prima risposta. Bis su punizione al 25esimo, fuori di misura. Poi Pepe con deviazione del portiere ospite al 32esimo. Il gol del vantaggio è nella ripresa all'1-2 di Cordua e Pepe, una doppietta che blocca la reazione del Locorotondo, accennata dopo il primo gol materano al 46esimo, piccolo su Iennaro. Al primo della ripresa clamoroso flop di Petruzzelli a 2 passi dalla porta lucana. 3-0, prima vittoria interna della stagione, più note positive che negative. Matera Sassi sulla strada buona. Andrea Chiappini. Sul piano del gioco oggi forse abbiamo fatto dei passi indietro, però sappiamo tutti che nel calcio conta il risultato, quello c'è stato. La cosa positiva è che magari sul 2-0, sul 3-0 abbiamo subito niente o poco, quindi vuol dire che comunque avevamo la giusta determinazione, come ha detto lei.